Autostart inizia a muoversi, 4 in prima fila e 4 in seconda per questa corsa di apertura dall'Arcoveggio. All'1 Falco Trio, VP dell'Annunziata, 2 Fanello, Gennaro Amitrano, 4 Florenzia Vic, Andrea Farolfi, 5 Frida GSO, Luca Lovera. In seconda fila 7 Frida del Ronco, Giuseppe De Filippis, 8 Format B, Riccardo Pezzatini, 9 Fulvia Pax, Salvatore Valentino, 10 Frank Ban, Andrea Vitagliano. Autostart prende velocità e stacca con veloce Fanello, che prende l'iniziativa nei confronti di Florenzia Vic, che si sistema seconda avanti a Falco Trio, mentre di fuori c'è Format B che taglia fuori Frida GSO Numero lasciandola in 9 terza Fulvia corsia. Pax squalificato. Finisce a tabellone Fulvia Pax dopo 200 metri passati in 15. Si è nettamente distaccato in vantaggio Fanello sui leggeri problemi di andatura da parte di Florenzia Vic sulla curva. Torna, mentre ha sbagliato Frida GSO, che perde numerose lunghezze in errore, si rimette ultima. 37 per i primi 400 metri di corsa, Fanello in vantaggio, Gennaro Amitrano ora è spalle indietro, sembra essersi arrabbiato molto il battistrada che va in fuga a un giro dalla fine. Fanello in nettissima evidenza nei confronti di Florenzia Vic, poi Format B, quindi Falco Trio, ancora Frank Ban che precede Frida del Ronco e Frida GSO. 30 per il secondo quarto di gara, 1 minuto e 7 decimi, ha sbagliato Florenzia Vic. Numero 4 Florenzia Vic E così squalificato. Fanello a non meno di 50 metri sul secondo, che tra poco sarà Falco Trio che prova a scavalcare Format B. Intanto però il leader continua a guadagnare terreno quando siamo a 400 metri dalla conclusione. 29-3 per il terzo quarto di gara, meno di un minuto, 1,30 per i primi 1.200. Fanello in nettissima fuga da Falco Trio, la retta d'arrivo per Fanello che fa dispersione, vince come e di quanto vuole. Fanello e Gennaro Amitrano vincono la prima corsa del pomeriggio dall'Arcoveggio. Fanello solo al traguardo, al secondo finisce Falco Trio, al terzo Format B. 37 a chiudere, 1:15,5 ragguaglio cronometrico. La vittoria di Fanello, Gennaro Amitrano, Ettore Vairani, Roberto Stancari. La vittoria del figlio di Marajà e Papalla. Primo successo in carriera, cavallo davvero oggi trasformato rispetto alle prime prestazioni. Oggi sicuro in avanti, ardente ma nettissimo nel finale. Vince a media di 1:15,5 Fanello, Gennaro Amitrano.